Il piccolo Augusto De Megni è stato liberato con una spettacolare operazione della polizia che ha colto di sorpresa i sequestratori. La notizia, anche per l'attenzione di tanta gente alle novità provenienti dal Golfo Persico, è stata diffusa poco dopo le 10 di questa mattina da radio e televisione e si è sparsa in un baleno a Perugia, dove tantissima gente ha condiviso il dolore e la terribile attesa della famiglia per la sorte del bambino. L'operazione è stata condotta in località Poggio alla Rocca, dove Augusto è stato tenuto in segregazione, dai NOX, i nuclei speciali di polizia. L'individuazione del cunicolo dove era la prigione è stata effettuata intorno alle 8. I poliziotti hanno circondato il cunicolo che è servito per la prigione, dove sono stati bloccati quasi tutti i sequestratori. Nell'operazione sono stati impiegati 150 poliziotti, tra NOX, poliziotti della questura di Volterra e Perugia, squadre antisequestro. Nell'irruzione che è seguita sono stati bloccati 4 banditi, tutti sardi, a conferma che il sequestro è stato organizzato e realizzato da una vera e propria banda. Il quinto sequestratore si è barricato in fondo all'anfratto, facendosi scudo con il corpo di Augusto, impedendo in tal modo l'immediata liberazione. È stata intavolata a questo punto una trattativa a cui ha partecipato anche Dino De Megni, padre del bambino, e alla fine il bandito ha rilasciato il piccolo Augusto. Erano circa le 10 del mattino e l'operazione si era conclusa con l'arresto di 5 banditi. Il carceriere Antonio Staffa, 39 anni, sassarese, che si è fatto scudo con il bambino, e gli altri, Graziano De Logu, Giorgio Ortu, Marcello Mele. È ancora ignoto invece il nome del quinto sequestratore. Poco dopo le 10 la notizia è divampata a Perugia, non soltanto nella famiglia De Megni, ma tra la gente attaccata alla radio e alla televisione che hanno dato in continuazione notizie dal Golfo. È stata una sorta di liberazione da un incubo che aveva preso i congiunti, ma anche tantissimi perugini che si erano sentiti colpiti nel vivo da questo sequestro perpetrato alle porte della città. È stata enorme la gioia dei congiunti di cui siamo stati testimoni nel piazzale antistante Villa De Megni, dove, oltre alle telecamere e ai cronisti, si sono raccolti nel primo pomeriggio amici, parenti, molte autorità. Ecco le prime reazioni della nonna di Puscio, Adriana De Megni. Solo chi potesse sentire i battiti del mio cuore. Quando vi è arrivata la notizia che il piccolo Augusto è stato... Stamattina alle 10. Incredibile. Come avete vissuto questi giorni, signora, nonostante suo figlio... Con una forza, come sicuri che le forze dell'ordine lo volevano ad ogni costo. È stato premiato. Le forze dell'ordine, una città intera e un paese intero. Le condizioni del piccolo Augusto sembrano buone e confortano quanti temevano gli effetti della lunghissima prigionia. Il bambino proveniente da Volterra è giunto a Perugia con un elicottero che è atterrato sul prato davanti a casa De Megni poco prima delle 16. Lo accompagnava il padre Dino e il nonno Augusto. In casa il ragazzo è stato riabbracciato dalla sorella Vittoria, dalla mamma Patrizia e dalla nonna Adriana. Alla villa sono giunti anche i compagni di scuola e il vescovo, Monsignor Ennio Antonelli. La conclusione brillante di questo sequestro è stata sottolineata dal pieno successo degli inquirenti e degli investigatori. La linea dura voluta dal governo ha provocato un primo importante risultato, sottraendo ai criminali una delle più efficaci armi di ricatto. Forse decisiva è stata anche l'esperienza acquisita dagli inquirenti sia toscani che umbri in materia di sequestri. La soddisfazione degli inquirenti è stata sottolineata dalle parole di commento del prefetto di Perugia De Marinis e del questore Vito Sciaudone.